Sala Sanità, concorso del letterario, articolo 32, organizzato dalla Federazione Medici di Famiglia della Liguria. È con noi il dottor Andrea Stinamiglio, che è il segretario generale ligure. È una persona molto importante, una persona molto equilibrata. Ho sentito la sua prolusione, è stata molto interessante e anche molto breve, e questo è anche molto importante. Ed è il rappresentante della medicina generale. Si è parlato di Servizio Sanitario Nazionale e solo un vecchio come me può apprezzare così tanto il Servizio Sanitario Nazionale, perché uno vecchio come me ricorda quando non esisteva. Certo. Lei è giovane, quindi... Grazie. Ma Grazie. io ricordo quando non esisteva questo servizio sanitario ed erano guai, le famiglie tribolavano e le famiglie si rovinavano per la sanità. Quindi benissimo questo concorso per celebrare questo... L'idea com'è nata, dottor? L'idea non è nata da me, però, come ho detto prima, ricordo ancora un consiglio direttivo della FING in cui il dottor Franco Prete l'ha tirata fuori. Franco Prete, che è un adesso veterano. è in pensione, però sì, prima faceva il medico di famiglia qui a Sestri. E insomma, e poi era responsabile anche ligure lui era quello che mi ha preceduto. Cioè, io adesso sono il segretario regionale della FING, ma prima di me c'era lui, ecco, quindi e niente, devo dire che è stato insomma, ha avuto un grosso impegno, ecco, per portare avanti questo concorso, quindi organizzare la giuria, leggere tutti i racconti. Sono arrivati un sacco di racconti, 100 addirittura, quindi poi insomma ci ha raccontato un po' come è stato difficile selezionarli, sceglierli, eccetera. È stato un lavoro molto complesso, sì. Anche, che ci volevano anche particolari sensibilità. Noi se vogliamo fare, lei lo sa che se vogliamo fare un dispetto al dottor Prete bisogna che lo chiamiamo medico di base, perché lui proprio odia questo titolo. Devo dire che invece a me è sempre molto piaciuto, tant'è vero che durante appunto i consigli direttivi o insomma le trasferte a Roma che abbiamo fatto insieme, a me ogni tanto scappava di dire medico di base, no? E lui si arrabbiava molto con me e mi diceva di non usare questo termine. Io devo dire che però continuo a usarlo perché a me piace, cioè mi piace dire che il mio lavoro è un lavoro di base, perché in effetti, non so, i miei pazienti e i nostri pazienti sanno che possono venire da noi per qualsiasi motivo. E adesso mi viene in mente un mio paziente anziano che ormai qualche anno fa è venuto con un pacchettino, no? Dentro questo pacchettino c'erano dei fogli, me li mette lì e dice: senta, lei che se ne capisce, questa è la mia dichiarazione dei redditi, ma secondo lei va bene oppure non va bene? E quindi per dire che proprio vengono, insomma, per qualsiasi motivo. Sì, e questo è la vecchia tradizione del... Senta, in Francia li chiamano medici generalisti, possiamo anche chiamarli noi, medici, certo. Oppure medici di famiglia. Sì. Ma allora mi dica un po', ma chi è il medico di famiglia? Beh, insomma è quello che dicevamo prima, nel senso che innanzitutto è un medico del Servizio Sanitario Nazionale e oggi è importante ricordare che questo servizio è un servizio pubblico, è un servizio a favore di tutti, è un servizio che va difeso. Va difeso perché purtroppo oggi è sottofinanziato e se va avanti ancora bene, va avanti perché ci sono professionisti che fanno tutto quello che possono, ecco, per portarlo avanti. Se ne accorgono bene i miei pazienti, anche questo lo dicevo prima, i miei pazienti che sono andati all'estero
per degli stage di lavoro, che però poi vengono qua a fare gli esami, no? Dicendo che non funziona, adesso in vari paesi, non dico quali, però ce n'è più di uno. Negli Stati Uniti, per l'amor di Dio. Noi abbiamo degli amici che tornano in Italia per curarsi. Esatto, negli Stati Uniti, dove il servizio, insomma, adesso è pubblico, ma insomma fino a poco tempo fa non lo era stato, e potevano permettersi un certo tipo di interventi o di assistenza solo chi aveva delle assicurazioni. Tuttora. E tuttora, nonostante l'Obamacare, c'è stato Obama che ha tentato, ma gli hanno messo i bastoni tra le ruote. Infatti. Senta, il medico generalista, il medico di famiglia è il primo referente per la salute. Sì, nel senso, vengono veramente per qualsiasi, diciamo, per qualsiasi cosa, ecco, per cui insomma io ritengo che il nostro sforzo, ecco, come Finge, è quello di cercare di organizzare i nostri studi per fare in modo che di fornire, insomma, un'offerta sempre migliore, ecco, per i nostri pazienti. Dottore, i medici sono tornati a fare i medici di famiglia. C'è stato un momento un po' buio negli anni passati. Ora noi siamo entusiasti di questo fatto perché vediamo che il medico vuol fare di nuovo il medico, vuol fare di nuovo, essere di nuovo protagonista, è vero? Ma guardi, a mio modo di vedere, alcuni momenti bui ci sono ancora adesso, perché devo dire che la burocrazia ci sta veramente uccidendo. E questi momenti bui, scusi, io reputo che fare i burocrati non è fare i medici, quindi questo è senz'altro un grosso problema. E invece fare i medici è qualcos'altro, fare i medici sono tante cose, no? E sia sentire una pancia o sentire un cuore, e anche per chi riesce a organizzarsi magari fare un elettrocardiogramma o fare un'ecografia, ma non è solo quello, nel senso che io, passando gli anni, io una volta ero un po' tecnocrate, no? Per cui il computer, l'elettrocardiografo, l'ecografo, eccetera, però adesso mi rendo conto che il paziente cerca soprattutto te, no? Nel senso, parlare con te, sapere cosa tu ne pensi delle cose, di cosa si può fare per il suo problema, che è un problema di salute, ma ancora oggi è soprattutto un problema non solo di salute, ma anche di rapporti. Qualche volta sono dei problemi sociali, qualche volta, insomma, per cui essere un medico è senz'altro una cosa complessa. È molto complessa e bisogna anche, non si studia da medico, ma questa particolare... È impossibile studiare questa cosa qua. Non si studia, si deve imparare così, è lo spirito che... Bisogna tenere le orecchie aperte, quello sì. Il medico di famiglia rende un grande servizio all'umanità e l'umanità deve essere riconoscente di questo. Guardi, io come dico spesso, noi abbiamo un enorme vantaggio rispetto ai colleghi ospedalieri che fanno un mestiere senz'altro molto complesso, però quando noi eravamo giovani, quando tu andavi in ospedale o in un ambulatorio a farti visitare da un cardiologo, andavi da quel cardiologo, per cui c'era un rapporto di fiducia con quel cardiologo. Oggi purtroppo nel 90% dei casi non è più così, perché tu vai al servizio e trovi una volta una persona, una volta l'altra. Invece noi abbiamo il vantaggio che i pazienti innanzitutto ci scelgono e poi sanno che quando vengono nei nostri ambulatori trovano noi. No? Per cui io reputo che questa cosa, cioè il rapporto fiduciario e il rapporto personale, sia una cosa da difendere. Certamente. E quindi la riscoperta del valore del medico. Lo scopre anche il medico stesso, lo si riscoprono i cittadini, i pazienti, ma lo riscopre anche il medico il suo valore, perché non l'aveva perso un po' di vista. Ma guardi, io devo dire che
mi ha messo un po' in imbarazzo prima, perché ha detto ecco qua una persona importante, ma io devo dire che quando penso a me stesso non penso mai come una persona importante, ma quando mi sveglio la mattina penso alle cose da fare, ecco questo durante la giornata, qualche volta penso anche come arriverò alla fine della giornata, perché qualche volta insomma devo dire che sono abbastanza stanco. Quindi una nuova stagione, un nuovo ruolo. Sì, un nuovo ruolo può darsi, adesso stiamo discutendo in Regione su come dare un futuro alla medicina di famiglia, vorremmo fare dei gruppi organizzati, gruppo organizzato significa che ovviamente rispetto della privacy vorremmo metterci in rete, vorremmo mettere i dati sanitari in rete per i cittadini che sono d'accordo, per fare in modo che in questa rete, per esempio il medico del pronto soccorso, il medico di guardia medico che altra, possa leggere in caso di bisogno i dati essenziali dell'assistito che magari in quel momento sta male e non è in grado di dirli. E in questi gruppi, in questi macro gruppi, vorremmo anche fornire dei servizi che sono servizi infermieristici, servizi di assistenza sociale che al giorno d'oggi soprattutto è fondamentale, veramente fondamentale, magari con un assistente sociale che gira nei nostri studi, e vorremmo anche fornire dei primi servizi essenziali come per esempio un elettrocardiogramma magari con una refertazione a distanza di un cardiologo o un'ecografia o una spirometria, insomma, e poi soprattutto vorremmo organizzarci per riuscire con i nostri pazienti ad affrontare meglio il problema cronicità, no? Per cui... Senta, scusi se la interrompo, lei però non chiama col suo vero nome questa situazione nuova, che io la chiamo Casa della Salute. Lei ha delle remore a parlare, a nominare questo nome, o che è un tabù? O che bisogna non parlarne perché fa paura? Ma guardi, io penso che l'esperienza Casa della Salute in certi ambiti geografici particolari possa avere un suo valore, ma in realtà la Liguria è lunga stretta, no? Mi viene da dire, nel senso che forse in 2, 3, 4 situazioni possa avere un suo valore e vedere applicato quello che dicevo prima. Ma invece non la chiamo Casa della Salute perché in molte altre situazioni non si chiama Casa della Salute, ma si chiamano tanti studi dei medici che si mettono in rete fra di loro e si uniscono per dare un servizio. Credo che questo sia importante, mantenere la localizzazione separata degli studi dei medici, perché classicamente un paziente ha lo studio del medico vicino, per cui è più comodo, però dovrebbe avere gli stessi servizi che, come dice lei, vengono qualche volta offerte dalle case della salute. Senta, le nuove leve, come sono secondo lei? Le nuove leve sono promettenti secondo me, cioè sono dei giovani in gamba. Hanno voglia, sì, io li conosco, ecco, nel senso che già vedo che insomma che da un punto di vista diciamo di conoscenze teoriche sono avanti, cioè sono in gamba, devono forse maturare un po' di esperienza, però ho già capito che molti di questi giovani insomma faranno strada. Sì, insomma abbiamo cercato di dargli una mano, anche perché fra un po' noi andremo in pensione, quindi qualcuno dovrà curarci, ecco, in sostanza. Come si affronteranno la nuova sanità e le nuove cure? Ci sono all'orizzonte farmaci nuovi, nuovi modi di fare sanità, si affacciano... Ma guardi, questo senz'altro, nel senso che ci sono dei nuovi farmaci destinati però a situazioni molto particolari, mi sto riferendo quindi ai farmaci biologici, che sono dei farmaci molto costosi, però rivolti a certi tipi di malattie, come per esempio le malattie reumatologiche, se gli altri farmaci in prima istanza hanno fallito.
Ecco, questo è un ambito che non ci vede diciamo, in prima linea, perché sono farmaci che sono riservati soprattutto a casi particolari, specialistici, e quindi agli specialisti. Senta, prima abbiamo accennato a questa medicina di gruppo. Lei pensa che in Liguria siamo sempre un po' indietro, le novità le recepiamo un po' sempre in ritardo, mentre invece in altre regioni sono già avanti in questo campo. È promettente questo modo di fare il medico? Ma in realtà le medicine di gruppo già ci sono da molti anni, io penso insomma da almeno 20-25 anni in Liguria. Come dicevo prima, adesso si tratta un pochettino di organizzarle. Non ritengo, ecco, che siamo indietro in Liguria, anzi ci sono già state delle sperimentazioni interessanti, per cui alcuni di questi gruppi già sono organizzati, già fanno per esempio telemedicina, sì, appunto come ricordavo prima con l'elettrocardiogramma, o già hanno, che so io, ho comprato un ecografo per cui i pazienti possono andare dal loro medico di famiglia per fare un'ecografia, se non altro di prima istanza. Ecco, poi ovviamente nel caso ci sia bisogno di una consulenza più specialistica, insomma ovviamente ci sono sempre i nostri colleghi specialisti, radiologi e quant'altro che ci possono dare una mano. Prima nelle esposizioni dei vari relatori ho sentito parlare di rapporto fiduciario. Lei che cosa ne pensa? Sì, beh, è quello che dicevo prima, no? Cioè il rapporto fiduciario è quello che ci contraddistingue. E si chiama fiduciario perché il paziente ci sceglie perché ha fiducia, perché se non ha fiducia è meglio cambiare medico, sì, ecco, sì, infatti. Malati cronici e multicronici. Sì, per quanto riguarda, già ne accennavo prima, per quanto riguarda i malati cronici, stiamo cercando di fare in modo di seguirli meglio. Seguirli meglio significa fare medicina di iniziativa, quindi in pratica non aspettare che so io, il diabetico si ricordi di venire nel nostro studio per fare gli esami o che altro, ma attivamente noi andiamo a fare un patto con lui per ricordargli che 1 o 2 volte all'anno, 3 volte all'anno deve fare determinati accertamenti e determinati esami. Questa è una cosa importante perché io ho notato che chi finisce in pronto soccorso con malattie ischemiche, vuol dire o infarti o ictus o cose del genere, sono quei pazienti che io poi in realtà non vedo e che quindi non si fanno seguire, si sono trascurati, per cui la cosa importante della medicina di iniziativa, noi sappiamo chi sono, quelli che non vengono lo sappiamo, quello di contattarli facendo un patto con loro dicendo guarda, questa è la tempistica degli esami che devi fare. Malati che entrano ed escono dall'ospedale, è un continuo via vai. È un problema che bisognerebbe risolverlo questo. Cosa ne pensa lei? Guardi, io penso che l'ospedale sia un luogo di cura per malattie arrivate in un momento acuto e complesso e che per il resto bisognerebbe invece cercare di fare in modo che questi pazienti siano curati a casa, quindi nel posto loro più caro. Io so che qualche volta dico ai pazienti, ma guardi che l'ho detto ancora la settimana scorsa perché c'era una persona che respirava veramente male e poi sono andato a vedergli la pleura col mio ecografo, visto che aveva un versamento. Comprato da lei? Comprato da me, sì. E ho visto che insomma aveva un importante versamento pleurico destro che comprimeva il polmone e quindi il polmone si era come accartocciato, non riusciva più a respirare. Questa persona stava veramente male. E ho detto, senta, guardi che bisogna che vada in pronto soccorso perché non ci siamo. E non ci voleva andare, quindi il paziente, a mio modo di vedere,
non ha piacere di essere sradicato dalla propria abitazione, di andare in pronto soccorso, di essere ricoverato. Sì, però qualche volta è necessario, facciamo in modo con la nostra opera che questi pazienti vadano a ricoverarsi quando effettivamente è necessario, insomma, per non gravare l'ospedale di situazioni improprie. Dovessi aggiungere una cosa, lo dico perché ho fatto un breve internato recentemente in ospedale, e ho visto che purtroppo qualcuno non riesce a essere dimesso non tanto per problemi clinici, cioè per gravità del male, quanto proprio perché non si sa dove sistemare, perché se è una persona anziana, se non c'è il coniuge che gli compra le medicine, come puoi pensare che vada male? Questo è il guaio, e sono tante queste situazioni. Bisogna che c'entrino gli amministratori locali in questo. In questa situazione. Io non ne faccio un carico agli amministratori, nel senso che non è che sia semplice risolverla sta cosa, ma secondo me il problema è quello, e non è un problema di salute, è un problema sociale. Bisogna che i sindaci e gli amministratori spingano su questo versante. Libertà di prescrizione, dottore. Guardi, qui abbiamo anche il nostro presidente nazionale della FINGE, poi lo sentiremo. E su questo la FINGE sta iniziando un'importante battaglia, un'importante iniziativa per fare in modo che anche i medici di famiglia abbiano accesso alla prescrizione di alcuni farmaci che sono per esempio gli anticoagulanti orali e i nuovi anticoagulanti orali e gli antidiabetici, che attualmente sono prescritti solo dagli specialisti. Ma capisce che qui abbiamo dei problemi di liste di attesa, per esempio per i diabetologi, no? Il diabetologo dovrebbe essere uno specialista che cura i diabetici in un momento in cui ne hanno bisogno, no? Adesso ieri mi è capitato, per esempio, in studio, un mio paziente diabetico, gli ho preso la glicemia, aveva 4,50, ma lì io avrei avuto piacere di mandarlo. Le liste di attesa purtroppo sono intasate dal fatto che i pazienti devono andare dai diabetologi per farsi rinnovare i piani terapeutici. Questo veramente non ha nessun senso, per cui insomma... Sì. Diritti e doveri del paziente, diritti e doveri del medico. Ma io ritengo che i diritti e i doveri siano sempre quelli di cercare di fare del proprio meglio, sia come medico che come paziente, e di rimanere, cioè di non pretendere l'impossibile, ecco, perché purtroppo l'impossibile non si può avere, e insomma di cercare di capirsi, ecco, in sostanza, di capire che come sono le situazioni, e di cercare di rispettare l'altro, sia da una parte che dall'altra. Noi che cosa possiamo chiedere al medico di famiglia? Cos'è che attenzione, secondo me attenzione, soprattutto. E che cosa il medico di famiglia può chiedere al paziente? Ma adesso attenzione. Forse anche attenzione da parte del paziente nei confronti del medico, no? Cioè nel senso di capire che non si può avere tutto e subito, che purtroppo le malattie qualche volta non si riesce a fare diagnosi subito, che hanno bisogno di un loro tempo, che qualche volta non si possono affrontare tutti i sintomi insieme, perché se c'è un paziente che ti dice c'è una cosa, c'è l'altra ancora, eccetera, risolvere tutto insieme non è possibile farlo. Ecco, per cui attenzione e rispetto credo che sia una cosa importante. Che cos'è il percorso di cura? Beh, il percorso di cura è quello che dicevamo prima, cioè nel prendere fin dall'inizio, nel prendere il paziente che ha un problema e nel cercare di accompagnarlo per riuscire a risolvere, diciamo, questo problema. E la continuità assistenziale è quella di cui abbiamo parlato prima. Sì, la continuità assistenziale, beh, in senso stretto sono i nostri colleghi, fra virgolette, della notte, no? Io insisto molto sul fatto che il collega della notte è un collega svantaggiato rispetto a noi, perché non conosce la storia clinica del paziente,
Per questo, come dicevo prima, nel rispetto della privacy sarebbe importante che, La rete. che riesca ad arrivare ai nostri dati, perché insomma, se io ho uno che sta male, confuso, anziano, come fa a sapere che malattia ha? Capisce? Noi invece lo sappiamo. Per cui la continuità assistenziale è quella di un collega che si fa carico dei nostri pazienti nei festivi e nei notturni. Abbiamo purtroppo avuto delle brutte situazioni in Italia per questi colleghi, nel senso che purtroppo alcuni di questi colleghi sono stati trattati male, malmenati, fortunatamente sì, non qua, letto, ma da altre sì. parti, e anche per questo motivo noi siamo qui in Liguria, stiamo molto insistendo perché i colleghi, che poi di solito sono giovani colleghi o giovani colleghe che vanno a visitare i pazienti di notte, non siano da soli. Ecco, questa è una cosa molto importante e non succede in nessun altro settore, perché 118 che se arriva non sono da soli. Sì. No? E, sì, insomma, quindi questo sarebbe molto importante. Da noi nella Cicagna è già successo qualche minaccia, è già successo di notte con qualche dottoressa. Senta, aggiornamento e corsi obbligatori. Sì, per quanto riguarda l'aggiornamento, come noi sappiamo, noi abbiamo degli obblighi di aggiornamento e quindi di avere almeno un tot di crediti all'anno. È una cosa che facciamo, devo dire, volentieri, nel senso che di solito si va ai corsi, insomma, perché solitamente sono interessanti, è un nostro dovere, ma anche un nostro diritto, mi viene da dire, ecco, avere la possibilità di aggiornarsi. Dottore, a breve dicono che mancheranno molti medici. Che fare? Ma guardi, diciamo che in Liguria ci stiamo organizzando però, nel senso che stiamo facendo in modo di formare, adesso non so se lei si riferisce ai medici di famiglia, però abbiamo aumentato il numero di medici ammessi al triennio di formazione specifica in medicina di famiglia, che sono i 3 anni di corso che permettono di diventare medici di famiglia. Per cui credo che in Liguria rispetto ad altre regioni siamo forse un pochino avvantaggiati. In senso generale, invece, pensando quindi non solo ai medici di famiglia, ma ai medici in genere, sicuramente una soluzione sbagliata è quella di far laureare più persone in medicina, perché in questo momento i laureati tutti gli anni sono circa 11-12 mila e invece le persone che riescono a accedere ai corsi di specialità sono 7-8 mila. Perché il problema non è avere più laureati, il problema è avere più specialisti, cioè più persone che fanno Torino, cardiologia eccetera, o medici di famiglia, perché sono quelli che mancano. Certo. Quindi, e anzi, se noi continuiamo ad andare avanti così rischiamo di creare dei disoccupati, perché una porzione di quelle persone che si sono laureate poi non hanno specialità, non possono fare medico di famiglia, insomma. È il famoso imbuto, come lo chiamano, imbuto dei medici. Come si sceglie il medico di famiglia, dottore? Il medico di famiglia si sceglie innanzitutto andandogli a parlare prima della scelta, per vedere se ci si trova, se gli piace il modo di lavorare. Quindi una volta che si conosce il medico di famiglia si può andare nella sede ASL indicando il suo nome, quindi scegliendolo. Ecco, ma questo sì è la cosa tecnica, ma un paziente come fa a sceglierlo? Non va dal primo così che legge sulla carta. Di solito succede diciamo che conosce qualche paziente di questo medico di famiglia, quindi ne ha sentito parlare e quindi poi insomma. Fattori di rischio, che cos'è, dottore? Dunque, i fattori di rischio, non so se adesso lei si sta riferendo a qualcosa di particolare, a quelli cardiovascolari, no, per esempio. In genere. Beh, i fattori di rischio, adesso io ho parlato di quelle cardiovascolari, sono dei fattori che aumentano il rischio che si verificano degli eventi cardiovascolari. Per esempio, se una persona fuma, il fumo è un fattore di rischio, perché
ti fa aumentare il rischio che tu abbia, per esempio, degli infarti oppure degli ictus. Quindi questi sono i fattori di rischio. Lei ha parlato prima di ascolto, ascoltare e farsi ascoltare. Vogliamo ribadirlo un attimo questo concetto che io credo che sia la base anche del rapporto medico-paziente. Ma sì, guardi, io come dicevo prima, io ho una mentalità un po' tecnologica, però man mano che passano gli anni sto abbandonando un po' questa cosa, perché ritengo che la cosa più importante sia sedersi lì, prendersi quei 10-15 minuti e parlare col paziente per sentirlo. Ecco, questa è la cosa più importante. E questa è l'arte di visitare, perché la visita inizia col colloquio, no? E quindi ritengo che questo sia l'anamnesi, sia anche l'impatto, insomma, con la persona sia la cosa più importante. Il medico rassicurante. Vero rassicurante, non falso rassicurante che dice tutto bene, battendola, no, quello lì non va bene. No, non va bene. Le pretese ingiustificate dei pazienti. Dei pazienti. Sì, qualche volta può capitare. Qualche volta può capitare che, non so, richiedano, che so io, esami perché gliel'ha detto la vicina di casa classicamente, o la mitica risonanza perché con quella si risolve tutto, mentre invece a mio modo di vedere farmaci e esami vanno richiesti, ecco, a ragion veduta. Adesso ci ho messo, giovedì scorso, almeno 10 minuti a convincere una paziente che aveva il raffreddore e che mi chiedeva l'antibiotico, e ci ho messo 10 minuti a spiegargli. E gli ho detto, guardi che non serve per questo e per quest'altro, insomma non se ne voleva stare, però poi alla fine sono riuscito a convincere. E quando il paziente vuol fare il medico? Sì, perché magari la vicina di casa di cui sopra, insomma, ha detto che... Siamo arrivati in fondo, abbiamo ancora una domanda, la facciamo ancora al medico. Professione antica e visione moderna. Ma sì, io reputo la professione antica perché, insomma, risale a molte centinaia di anni. La visione moderna, sì, è una professione indubbiamente difficile, ecco, perché ci vogliono doti di ascolto, doti di osservazione, voglia di rinnovarsi ogni volta e voglia anche di studiare. Ecco, magari sono passati anni, 30 anni dalla tua laurea, però questo penso che sia importante. Credo che la medicina, a differenza di altre professioni, sia un mestiere che si rinnova sempre. Sono stato a un convegno in cui si diceva che se tu non studi in medicina, dopo 5 anni hai perso metà, cioè il 50% delle nozioni che dovresti avere per essere un buon medico, quindi è importantissimo. Guardi, e poi terminiamo perché abbiamo già sforato. Il professor Bacigalupo, dermatologo, forse lei lo conosce, sì, e mi diceva tante volte, siamo molto amici, mi diceva una volta che io se sono assente a 2 o 3 convegni, congressi, io la volta dopo non so di che cosa parlano i miei colleghi. Quindi è cosa così velocissima, quindi a ribadire quello che dicevo prima. Deve essere molto brutto rimanere indietro. Sì. Bene, noi con questa abbiamo terminato. Ringrazio il dottor Andrea Stinamiglio, segretario dei medici di famiglia della Liguria. Ringrazio il nostro cameraman regista Cristian, ringrazio voi telespettatori e vi do appuntamento la prossima settimana. Arrivederci. Grazie anche da parte mia.